Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mercoledì scorso abbiamo iniziato un breve ciclo di catechesi sui sacramenti, incominciando dal battesimo. E sul battesimo vorrei soffermarmi anche oggi per sottolineare un frutto molto importante di questo sacramento. Esso ci fa diventare membri del corpo di Cristo e del popolo di Dio. San Tommaso d'Aquino afferma che chi riceve il battesimo viene incorporato a Cristo quasi come suo stesso membro e viene aggregato alla comunità dei fedeli, cioè al popolo di Dio. Alla scuola del Concilio Vaticano II noi diciamo oggi che il battesimo ci fa entrare nel popolo di Dio, ci fa diventare membri di un popolo in cammino, un popolo peregrinante nella storia. In effetti, come di generazione in generazione si trasmette la vita, così anche di generazione in generazione, attraverso la rinascita dal fonte battesimale, si trasmette la grazia. E con questa grazia il popolo cristiano cammina nel tempo, come un fiume che irriga la terra e diffonde nel mondo la benedizione di Dio. Dal momento che Gesù disse questo che abbiamo sentito del Vangelo, i discepoli sono andati a battezzare. E da quel tempo a oggi c'è una catena nella trasmissione della fede per il battesimo e ognuno di noi siamo l'anello di quella catena, un passo avanti sempre, come un fiume che irriga. E così è la grazia di Dio, e così è la nostra fede che dobbiamo trasmetterla ai nostri figli, trasmetterla ai bambini, perché loro, quando siano adulti, possono trasmetterla ai suoi figli. Così è il battesimo. Perché? Perché il battesimo ci fa entrare in questo popolo di Dio che trasmette la fede. Questo è molto importante, un popolo di Dio che cammina e trasmette la fede. In virtù del battesimo noi diventiamo discepoli missionari, chiamati a portare il Vangelo nel mondo. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di tutti, di tutto il popolo di Dio, un nuovo protagonismo dei battezzati, di ciascuno dei battezzati. Il popolo di Dio è un popolo discepolo perché riceve la fede e missionario perché trasmette la fede. E questo lo fa il battesimo in noi, ci fa ricevere la grazia e la fede e trasmettere la fede. Tutti nella Chiesa siamo discepoli e lo siamo sempre, per tutta la vita, e tutti siamo missionari, ciascuno nel posto che il Signore gli ha assegnato. Tutti. Il più piccolo anche missionario. E quello che sembra più grande è discepolo. Ma qualcuno di voi dirà: padre, i vescovi non sono discepoli, i vescovi sanno tutto, il Papa sa tutto, non è discepolo. Anche i vescovi e il Papa devono essere discepoli, perché se non sono discepoli
non fanno il bene, non possono essere missionari, non possono trasmettere la fede. Capito? Avete capito questo? È importante? Tutti noi, discepoli e missionari. Esiste un legame indissolubile tra la dimensione mistica e quella missionaria della vocazione cristiana. Entrambe radicate nel battesimo. Ricevendo la fede e il battesimo, noi cristiani accogliamo l'azione dello Spirito Santo che conduce a confessare Gesù Cristo come Figlio di Dio e a chiamare Dio Abba, e Padre. Tutti i battezzati e le battezzate siamo chiamati a vivere e trasmettere la comunione con la Trinità, poiché l'evangelizzazione è un appello alla partecipazione della comunione trinitaria. Nessuno si salva da solo. Questo è importante. Nessuno si salva da solo. Siamo comunità dei credenti, siamo popolo di Dio e in questa comunità sperimentiamo la bellezza di condividere l'esperienza di un amore che ci precede tutti, ma che nello stesso tempo ci chiede di essere canali della grazia gli uni per gli altri, malgrado i nostri limiti e i nostri peccati. La dimensione comunitaria non è solo una cornice, un contorno, ma è parte integrante della vita cristiana, della testimonianza e dell'evangelizzazione. La fede cristiana nasce e vive nella Chiesa e nel battesimo le famiglie e le parrocchie celebrano l'incorporazione di un nuovo membro a Cristo e al suo corpo che è la Chiesa, al popolo di Dio. A proposito dell'importanza del battesimo per il popolo di Dio, è esemplare la storia della comunità cristiana in Giappone. Ma sentite bene questo, quella comunità subì una dura persecuzione agli inizi del secolo XVII. Vi furono numerosi martiri, i membri del clero furono espulsi e migliaia di fedeli furono uccisi. Non è rimasto in Giappone nessun prete, tutti sono stati espulsi. Allora la comunità si ritirò nella clandestinità, conservando la fede e la preghiera nel nascondimento. E quando nasceva un bambino, il papà o la mamma lo battezzava, perché tutti noi possiamo battezzare. Quando dopo circa 2 secoli e mezzo, 250 anni dopo, i missionari ritornarono in Giappone, migliaia di cristiani uscirono allo scoperto e la Chiesa poté rifiorire. Erano sopravvissuti con la grazia del loro battesimo. Ma questo è grande, eh? Il popolo di Dio trasmette la fede, battezza i suoi figli e va avanti. E avevano mantenuto, pur nel segreto, un forte spirito comunitario, perché il battesimo li aveva fatti diventare un solo corpo in Cristo. Erano isolati e nascosti, ma erano sempre membra del popolo di Dio, membra della Chiesa. Possiamo tanto imparare di questa storia. Grazie.